Lo stadio Tomaselli di Caltanissetta si prepara ad ospitare la sfida tra Nissa e Cus Palermo, 24esimo turno del campionato di eccellenza Girone A, di fronte ai padroni di casa guidati da Mister Sferrazza, che cercano punti per tenere lontana quella zona pericolosa della classifica, occupata di fatto dall'inizio della stagione dai cussini guidati da Ferdinando Zappavigna, in serie utile da 4 partite e soprattutto divenuti improvvisamente ermetici dal punto di vista difensivo. Una partita comunque da non fallire da parte di entrambe le squadre, e come stiamo per vedere dalle immagini prodotte dagli amici della Wii Sport, iniziamo subito con il Cus che attacca. Qui c'è un tentativo in spaccato da parte di Piscopo, ma attenzione, Mustacciolo, calcio di punizione, cerca il primo palo non perfetto da Amico, la palla rimane in area dove si trova Alberto Montoro. Primo gol in eccellenza per il giocatore arrivato dalle giovanili del Resultana San Lorenzo. Non si ferma però il Cus, che attacca ancora con Sheriff, il cross dosato perfettamente per la testa di Fofana. Inizio da incubo per la Nissa, sotto 2-0 in casa contro il Cus Palermo. Dopo pochi minuti cerca la reazione la squadra di Sferrazza, qui un colpo di testa con la palla che va fuori da parte di Fragapane, ma veniamo all'azione di Sacco sulla destra, il cross calibrato alla perfezione, arriva Lucas Vignone, 2-1, accorcia le distanze prima della fine del primo tempo con il suo ariete. La squadra nissena che ancora ci prova con un altro colpo di testa, questa volta facile, la parata per il classe 2005 di Salvo, poi gran palla recuperata a centrocampo da Sheriff che innesca il contropiede, palla per Fofana che si presenta tu per tu col portiere d'Amico, ma calcia male e finisce così il primo tempo al Tomaselli. 2-1 per il Cus Palermo, ma ci aspetta una reazione furente da parte della Nissa, reazione che arriva con questo tentativo che finisce sul fondo, erroraccio di Lavardera a pochi metri dalla porta, poi Sheriff calibra ancora per Fofana, colpo di testa che si spegne al lato, insiste però la Nissa, e qui rischia tantissimo Piscopo con questa entrata ai danni di Esposito. Il direttore di gara non segnala l'irregolarità da parte del centrale del Cus, ma attacca ancora con Martorana. La Nissa con il cross che arriva nel cuore dell'area di rigore, si salva in qualche modo la difesa del Cus. Occhio al calcio d'angolo, pallone che arriva nel cuore dell'area di rigore, sul secondo palo c'è Morales che colpisce un clamoroso legno, ma ancora attacca, ancora da un calcio di punizione con la palla che si perde sopra la traversa la Nissa. Nuovo tentativo poi, palla che rimane in area, arriva a disposizione di Michele Fragapane che pareggia 2-2 al Tomaselli. Sembra destinata ancora a tracimare l'attacco nisseno con questa conclusione respinta a pelo d'erba da Di Salvo. Ancora Nissa che attacca sprombattuto, qui c'è un colpo di testa che si perde di pochissimo al lato, insiste la squadra di Sferrazza, attacca senza soluzione di continuità, qui altro tentativo, è bravissimo Di Salvo in due tempi, il portiere classe 2005 degli allievi del Cus Palermo. Qui rischia la difesa del Cus, solo calcio di punizione dal limite dell'area di rigore e arriva il provvedimento, il cartellino rosso ai danni di Terrasi, doppio giallo per lui. Poi partita che si accende, ne fa le spese ancora in questo caso la Nissa, cartellino rosso anche per Ivan Lavardera che lascia i suoi in inferiorità numerica, a dire la verità in parità numerica, 10 contro 10 per un finale caldissimo di partita con la squadra di Sferrazza che continua ad attaccare. C'è un altro calcio di punizione con la palla che finisce in area, Di Salvo si supera sul primo palo, parata distinto per lui, poi Sacco mette la preghiera nel cuore dell'area di rigore, c'è poi il tentativo ancora di Fragapane che sfiora la doppietta, palla che si perde fuori di un soffio, ancora calcio d'angolo per la Nissa, altro pallone in aria che sorvola la traversa, ma attenzione, minuto 98, il calcio di punizione di Mustacciolo per Di Giovanni, prodotto delle giovanili del Cus, che nel finale regala una vittoria clamorosa alla squadra di Mister Zappavigna, che ora ci crede nella salvezza. Da Sportisir è tutto, alla prossima!